Mozione di sfiducia presentata dai consiglieri comunali di opposizione al comune di Porto Empedocle. Continua il dibattito sul futuro assetto del consorzio universitario di Agrigento. L'appello delle consigliere Zicari e Bongiovivi, partecipare in massa alla riunione del CDA prevista per giorno 14. Intanto si registra l'intervento dell'onorevole Catanzaro. L'università, un presidio fondamentale per la formazione dei giovani agrigentini. Si terrà domani la cerimonia di chiusura di Agrigento 2025, il passaggio del testimone all'Aquila, capitale per l'anno in corso. La cerimonia si svolgerà al Teatro Pirandello. Un nuovo invaso artificiale denominato Valentino sarà realizzato a Chiusa Sclafani per arginare le acque del fiume Verdura necessarie al comparto agricolo ribarese. Al via il processo della mafia Billasete e Porto Empedocle, 26 le persone coinvolte nel traffico di droga. Domani a Ravanusa i Giochi Paralimpici 2026. La Cassum Favara perde per 3-0 il recupero della partita rinviata per nebbia con la squadra dell'Enna. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi venerdì 9 gennaio. Grazie alla firma della mozione di sfiducia del consigliere comunale di Porto Empedocle Giuseppe Grassonelli verso il primo cittadino potrà essere presentata in Consiglio Comunale per la sua approvazione o no. Questo quanto scritto nella nota dei consiglieri comunali empedoclini di opposizione, il nostro servizio. La mozione di sfiducia al comune di Porto Empedocle verso il sindaco andrà in Consiglio Comunale. Questo passaggio è reso possibile da un gesto che merita di essere riconosciuto pubblicamente. Ringraziamo il consigliere Giuseppe Grassonelli per aver scelto con coraggio e senso delle istituzioni di mettere Porto Empedocle davanti a tutto, senza logiche personali, senza convenienze, senza calcolo di posizione, in un tempo in cui molti preferiscono l'ambiguità e il rinvio. Questo è un atto di responsabilità verso la città. Questa è la nota stampa che è arrivata dai consiglieri comunali di opposizione, Ersini, Di Francesco, Traina, Nuara e San Filippo. La verità è semplice, l'amministrazione ha fallito sul piano della programmazione finanziaria, sul rispetto delle scadenze, sulla capacità di garantire la normalità amministrativa. Per i consiglieri comunali di opposizione il fallimento non è astratto, è diventato vita quotidiana, servizi essenziali in stallo, pagamenti bloccati, famiglie lasciate nell'incertezza. Tra le situazioni più gravi denunciate, quella dell'allarme sul servizio ASACOM che riguarda studenti con disabilità e famiglie che non possono essere ostaggio dell'incompetenza e dell'inerzia. In questo contesto non esiste più alcuna prudenza politica possibile, non esistono più attese, non esistono alibi. Esiste solo una domanda netta che riguarda ogni consigliere comunale: votare per consentire che continui questo disastro o votare per fermarlo. La mozione di sfiducia non è un atto simbolico, è l'unico strumento democratico per interrompere una gestione che sta portando il comune empedoclino verso il collasso amministrativo e la città verso un degrado ormai intollerabile e istituzionale. Per questo sin d'ora rivolgiamo un appello chiaro a tutto il Consiglio Comunale, in particolare ai consiglieri che fino ad oggi hanno sostenuto l'amministrazione attiva: Taormina, Sacco, Scimè, Bruno Gallo, Di Gloria, Caruana, Zambito, Agro, Castelli, Marcolò. Quando la mozione arriverà in aula non basteranno dichiarazioni, distinguo, silenzi, servirà un voto e quel voto sarà una scelta tra Porto Empedocle e il potrarsi di un fallimento. Non si potrà più dire non si sapeva, non si potrà più dire che non era il momento è adesso ed è determinato dai fatti, scadenze mancate,
conti fuori controllo, servizi che rischiano di saltare una città ferma. Per i consiglieri comunali di opposizione Ersini di Francesco, Traina, Nuare e San Filippo, oggi si apre una nuova fase e la città guarda chi ha il coraggio di scegliere Porto Empedocle e chi invece sceglierà di proteggere ancora il primo cittadino e una giunta che hanno dimostrato nei fatti di non essere all'altezza. L'Università ad Agrigento deve essere sostenuta, non immobilizzata. Appello al Presidente Schifani. Questo è il messaggio che le consigliere comunali Zicari e Bongiovi lanciano forte e chiaro al termine della sesta commissione. Un appello viene fatto anche agli agrigentini a partecipare in massa all'assemblea che si svolgerà il prossimo 14 gennaio ed essere presenti per fare sentire la propria voce. Il servizio. L'Università ad Agrigento deve essere sostenuta, non immobilizzata. Un appello al Presidente Schifani, e questo è il messaggio che le consigliere comunali di Agrigento, Zicari e Bongiovi lanciano forte e chiaro al termine della sesta commissione. Presidente, torniamo a chiedere attenzione e cura per la nostra amata città Agrigento, per il nostro territorio. L'università, ovvero l'Equa, è di fondamentale importanza. Siamo allarmati dalle notizie che leggiamo sulla stampa e la preghiamo di intervenire con tempestività per scongiurare ogni danno per gli studenti e per l'anno accademico in corso. A breve ci saranno le elezioni amministrative ad Agrigento. La nostra città ha bisogno di un clima sereno e della voglia di far funzionare le cose. Chiudiamo la stagione delle incomprensioni e delle polemiche e apriamo un nuovo corso che abbia al centro il rilancio di Agrigento. Durante l'ultimo consiglio comunale, il sindaco di Agrigento, Contino Zicari, mi ha invitato a partecipare alla prossima assemblea dell'Equa, che si svolgerà il 14 gennaio alle ore 14, come apprendo dal sito stesso dell'università. Prendendo molto sul serio le sue parole, io sarò presente mercoledì pomeriggio e invito tutti gli agrigentini che hanno a cuore l'Università di Agrigento a essere presenti e fare sentire la propria voce. L'università va sostenuta e non paralizzata. La politica trovi pertanto una soluzione di equilibrio ed efficienza in fretta. Questo quanto comunicato dalle consiglieri comunali Zicari e Bongiovi come componenti della sesta commissione. E sul consorzio universitario di Agrigento interviene il capogruppo del Partito Democratico all'ARS, Michele Catanzaro, affermando: le dimissioni del vicepresidente del consorzio universitario di Agrigento confermano le tensioni e le contrapposizioni interne alla maggioranza che governa la regione. Un presidio fondamentale per la formazione dei giovani agrigentini viene oggi travolto da situazioni che danno un'ulteriore prova che la politica regionale continua a non smettere al centro il bene comune, in questo caso il sacrosanto diritto allo studio. Michele Catanzaro del Partito Democratico aggiunge: il consorzio universitario di Agrigento rappresenta un investimento strategico per la crescita culturale e sociale della nostra provincia. Le polemiche politiche che fanno sfondo a questa vicenda non devono compromettere il futuro dei giovani. Il territorio non può permettersi di perdere un'istituzione così importante per colpa di giochi di potere e irresponsabilità politiche che ancora una volta caratterizzano l'azione del governo regionale, improntata più all'improvvisazione che a una vera e propria programmazione. E Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, passa il testimone all'Aquila, prossima capitale per l'anno in corso. Sabato 10 gennaio, infatti, alle ore 18 al Teatro Pirandello ci sarà il passaggio delle consegne tra i sindaci di Agrigento, Francesco Miccichè, e quello dell'Aquila per Luigi Biondi, a chiusura di una serata evento costruita per raccontare l'anno trascorso. La serata si aprirà con l'inno di Mameli, a cui seguiranno i saluti istituzionali e l'esecuzione di estratti della suite Empedocle, composta da Gaetano Randazzo, vincitore del bando del Conservatorio Toscanini di Ribera.
Le note introdurranno e chiuderanno lo spazio di diversi contributi istituzionali, a cui seguirà l'intervento del Presidente della Fondazione Maria Teresa Cucinotta, quindi la proiezione di Agrigento, un anno di capitale, con un video realizzato da Andrea Vanadia che ripercorre i progetti, le mostre e gli eventi principali che si sono svolti nell'anno 2025. Sarà poi il direttore generale della Fondazione, Giuseppe Parello, ad analizzare il percorso dell'intera manifestazione, frutto di un attento lavoro di squadra attraverso i contributi dei responsabili di alcuni dei 44 progetti realizzati. Dopo il passaggio ufficiale di consegna tra le due città, l'evento si chiuderà in musica e poesia. Una circolare è stata inviata alle scuole dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sulla celebrazione della nascita del tricolore. Il Ministro ha richiamato l'attenzione delle scuole sull'importanza della bandiera italiana come simbolo di unità di tutti gli italiani e segno distintivo dell'identità della nazione. Sentiamo questa breve dichiarazione del Ministro Valditara. Ho voluto mandare questa circolare a tutte le scuole perché si abbia cura della nostra bandiera. La bandiera rappresenta la nostra storia, rappresenta l'unità della nostra nazione, rappresenta una identità e noi dobbiamo ridare valore all'identità. Ecco perché dobbiamo rispettare ed onorare la nostra bandiera, per rispettare ed onorare il nostro popolo. È stato emanato il bando di concorso Legalità e Memoria in ricordo del giudice Rosario Livatino, promosso dalla CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della nostra provincia. L'iniziativa, ideata dal coordinamento Giovani CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, è realizzata con il patrocinio del Centro Studi Livatino, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Palermo, con il supporto dell'Ufficio dell'Ambito Territoriale di Agrigento. Il concorso scolastico nasce con l'obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni la cultura della legalità, della responsabilità sociale, della cittadinanza attiva attraverso il linguaggio della scrittura, dell'arte. Il bando intende onorare la memoria del giudice Rosario Livatino, una figura esemplare di coerenza, coraggio e rigore etico che ha testimoniato con la sua vita l'impegno per una giustizia intesa come servizio alla comunità. L'Associazione Auto e Moto d'Epoca Città di Agrigento ha scelto i volontari di strada per donare nel giorno della festa dell'Epifania decine di calze della Befana con dentro caramelle, dolciumi vari e tortine, un regalo per i tanti bambini delle famiglie da noi assistite, un momento di felicità e di speranza, donati anche generi di prima necessità come olio, latte, pasta, che verranno distribuiti alle famiglie. È stata la nostra Presidente Anna Marino ad accogliere i rappresentanti dell'Associazione Auto e Moto d'Epoca, il Presidente Vittorio Messina e il Segretario Pezzino, ai quali ha illustrato le finalità perseguite dalla nostra associazione. I due hanno avuto parole di apprezzamento per le diverse attività svolte dai volontari di strada, ma anche di incoraggiamento nei confronti della stessa Presidente Anna Marino e di tutti gli operatori, perché pur tra mille difficoltà continuano a operare nel nostro territorio. Legge anticrack, completata la rete regionale antidipendenze, 9 i centri ad alta soglia e le unità mobili attive in tutte le province siciliane. Per Schifani sono risposte concrete alle famiglie. Continueremo a monitorare e a intervenire. I colleghi di Palermo ce ne parlano meglio. La Regione Siciliana ha completato l'attuazione della legge regionale numero 26 del 7 ottobre 2024, nota come legge anticrack, che istituisce un sistema integrato e diffuso per la prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale delle persone con dipendenze. Sono ora attivi 9 centri residenziali ad alta soglia in tutte le province e unità mobili sul territorio. Le strutture offrono servizi intensivi e strutturati per i casi più complessi
complessi, garantendo continuità assistenziale 24 ore su 24, oltre a un supporto psicologico, sociale ed educativo alle persone in condizioni di dipendenza. Sul fronte dei servizi di bassa soglia, le aziende sanitarie provinciali hanno reso operative le unità mobili, una per provincia e fino a 3 nelle città metropolitane. Questi servizi hanno l'obiettivo di ridurre i rischi immediati per la salute e di intercettare persone che non si rivolgerebbero spontaneamente alle strutture sanitarie. Ho seguito personalmente l'attuazione di questa legge che abbiamo fortemente voluto e che oggi dà risposte concrete a tante famiglie siciliane, dice il presidente della regione Renato Schifani. Si tratta di un sistema complesso che ha richiesto il coordinamento di diversi enti, ma oggi possiamo dire di aver raggiunto il risultato. Con questa rete presente in tutte le province siciliane non ci limitiamo alla cura, ma intendiamo accompagnare le persone in un vero percorso di rinascita che passa anche attraverso il reinserimento lavorativo. È questa la strada che vogliamo seguire, quella di una politica sociale concreta che non lasci indietro nessuno. Ma il nostro impegno non si ferma qui, continueremo a seguire attentamente l'operatività della rete e siamo pronti a intervenire tempestivamente qualora dovessero emergere criticità, conclude così il governatore. La legge anti-crack prevede inoltre un percorso di accompagnamento verso il reinserimento lavorativo. Entro gennaio è prevista la pubblicazione di un bando da 4 milioni di euro finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo che consentirà a circa 550 giovani di accedere ai progetti promossi dalle agenzie per il lavoro. E domani riapre la circonvallazione di Raffadali, un'arteria importante per la viabilità provinciale. Sentiamo il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro. Ormai non era più procrastinabile mettere subito mani alla circonvallazione, fare un intervento su uno smontamento che metteva in serie difficoltà tutti coloro che la transitavano. Abbiamo fatto un intervento tampone di messa in sicurezza per tra 20 giorni, un mese, iniziare i lavori che sono stati già appaltati con un'asta pubblica e che stanno facendo la verifica della documentazione al fine di dare la consegna e iniziare i lavori. E io chiedo scusa a tutti coloro che stanno subendo un disagio, però io penso che la sicurezza venga prima di qualsiasi altra cosa e ormai la strada non era più sicura perché l'avvallamento portava i mezzi di una certa cilindrata a percorrerla in modo molto insicuro, con il rischio di ribaltare e quindi creare realmente un pericolo per chi la transitava. Diciamo che quando si prendono queste decisioni vengono valutate tutte, anche i disagi, però bisogna contemperare il pericolo con il disagio. Io penso che avere per 48 ore un disagio, perché come state vedendo i lavori saranno ultimati e domani sarà riaperta quindi di nuovo, quindi 2 giorni di disagio per mettere in sicurezza un'arteria importante, trafficatissima e transitata da mezzi di una certa cilindrata. Io penso che sia stata necessaria e molto importante. Stiamo anche appaltando i lavori per il completamento della circonvallazione, colgo l'occasione per dirlo, 7 milioni di intervento già finanziato e che darà finalmente, completerà finalmente questa arteria importantissima, cercando anche di superare quelle difficoltà che abbiamo per ora in una bretella che è stata realizzata 10 anni fa in modo temporaneo, che purtroppo non ha avuto un esito favorevole in questi anni di finanziamento, cosa che abbiamo ottenuto con i fondi a valere sull'FSC quest'anno, e inizieranno a breve lavori. Un nuovo invaso artificiale, denominato Valentino, sorgerà nel territorio comunale di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo, in prossimità con la provincia di Agrigento. L'opera servirà ad arginare le acque del fiume Verdura per destinarle all'intero comprensorio agricolo. Il governo Schifani interviene ancora una volta ascoltando le istanze dei territori, ha affermato l'assessore all'energia Colianni. Abbiamo gettato le basi per la realizzazione di questa infrastruttura con l'obiettivo di recuperare grandi quantità di risorse idriche, principalmente provenienti dal fiume Verdura, e le destiniamo alle aziende agricole provate dalla siccità, fornendo una vera e propria boccata di ossigeno
per ridare slancio all'economia locale. Giustizia, conferenza stampa del Comitato regionale della società civile per il no al referendum costituzionale. Si è svolto a Palermo, i colleghi di Palermo. Si è svolto oggi ai Cantieri Culturali della Zisa, nella sede di Legambiente, l'incontro del Comitato per il no al referendum sulla giustizia. In collegamento Daniela Ciancimino, copresidente del Centro Azione Giuridica Nazionale di Legambiente, ha spiegato le ragioni del no parlando di una riforma che tradisce un intendimento diverso da quello dichiarato, che punterebbe di fatto a un riequilibrio tra poteri e che appare punitiva nei confronti della magistratura. Una riforma costituzionale non necessaria, soprattutto dopo la riforma Cartabia, e che non risolverebbe i problemi strutturali della giustizia. Diverse le associazioni presenti, tra cui CGIL Sicilia, ARCI ed AMPI. La CGIL Sicilia scende in campo per il no al referendum sulla separazione delle carriere. Perché? Ma perché il mondo del lavoro, che è stato protagonista della conquista della nostra Carta Costituzionale e che l'ha difesa in questi lunghi anni, non può restare indifferente di fronte a una riforma che in qualche modo vuole calpestare i principi ispiratori della nostra Carta Costituzionale, a partire dalla difesa del ruolo, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, che invece si vuole assoggettare al potere politico. E poi perché questa è una riforma che non incide sul miglioramento del sistema giudiziario, cosa che sarebbe necessaria e importante, e quindi noi per questo diciamo no, e lo diciamo con forza, perché siamo convinti invece che serva a migliorare il sistema della giustizia, ma questa riforma invece calpesta sempre di più la nostra Carta Costituzionale. Noi oggi presentiamo il Comitato referendario per il no della società civile, quindi CGIL, ACLE, ARCI, Legambiente, tante altre realtà associative che si sommano poi al Comitato per il no, che viene determinato da alcuni avvocati, così come quello della ANM, così come altri comitati referendari. Il nostro si ispira a quello che sono in campo, diciamo, largo della società civile, che si riconosce nella regione della Via Maestra, e che oggi appunto insieme stiamo conducendo questa battaglia. Noi come AMPI non possiamo altro che dire no, perché riteniamo questa pseudo, come dire, legge costituzionale contro quelli che sono i principi della Costituzione. Noi come partigiani della Costituzione, perché riteniamo questo attacco direttamente a quelli che sono i principi costituenti, proprio quello della suddivisione dei poteri. Ecco, per questo riteniamo che il no debba essere prevalente per fermare appunto questo attacco direttamente alla nostra Costituzione. Passiamo ora alle notizie di cronaca. Via il processo per 26 persone coinvolte nella maxi operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, guidati dal colonnello De Tullio e dal suo vice tenente colonnello Bulla, scattata in 2 fasi fra il dicembre del 2024 e gennaio del 2025 sulle famiglie mafiose di Agrigento, Villaseta e Porto Empedocle. Alcuni giorni dopo il blitz, i carabinieri sono riusciti a sequestrare una parte del denaro della cosca di Villaseta, ma soprattutto un pericoloso arsenale custodito da un insospettabile netturbino, pistole, un granate e una fucile mitragliatrice, contestati reati di associazione al delinquere di tipo mafioso, traffico di droga, rapine, danneggiamenti ed estorsioni. L'inchiesta è stata coordinata dai pubblici ministeri della DDA di Palermo, Camilleri, Righi e Battiolla. Ha ricostruito i nuovi assetti delle cosche agrigentine, individuando in Fabrizio Messina e Pietro Capraro i presunti reggenti del clan di Porto Empedocle e Villaseta. L'indagine ha sgominato anche un basso traffico di cocaina e posto fine a una vera e propria guerra che le cosche avevano intrapreso tra loro, con attentati e intimidazioni per garantirsi il controllo dello spaccio. Le indagini, ricordiamo, nascono dal rinvenimento di 2 ingenti quantitativi di cocaina tra il dicembre del 2021 e il gennaio del 2022 all'interno di un banco al mercato ortofrutticolo del villaggio Mosè.
Hanno forzato il portone d'ingresso per mettere a segno un furto in un'abitazione, ma qualcosa è andato storto. Prima di intrufolarsi dentro, sono arrivati i proprietari. A quel punto i malviventi, vistosi scoperti, sono scappati a mani vuote. È successo a Comitini. Da lì a pochi attimi è giunta la segnalazione al 112 e sul luogo indicato sono arrivati i carabinieri della stazione locale. Dei ladri però nessuna traccia. L'intestataria dell'immobile, una pensionata di 70 anni di Agrigento, ha presentato la denuncia a carico di ignoti per i reati di furto e danneggiamento. Ad agire nel corso dell'altro pomeriggio sarebbero stati almeno 2 malviventi. Dopo aver danneggiato ben 4 volte il braccialetto elettronico, alla quinta si è reso irreperibile. I carabinieri del reparto territoriale di Sciacca hanno arrestato un 39enne agrigentino sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con l'applicazione del dispositivo elettronico per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. Data esecuzione al provvedimento urgente firmato dal GIP del Tribunale di Sciacca. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere. Il 39enne era stato arrestato già una prima volta nel dicembre del 2024 per avere deliberatamente rimosso il braccialetto elettronico al fine di avvicinarsi all'abitazione dei familiari della vittima e minacciarli. Una volta ripristinata la misura cautelare dei domiciliari, l'indagato ha danneggiato nuovamente il braccialetto per 4 volte, dopo aver eccessivamente consumato alcolici nelle varie occasioni, ha manifestato un atteggiamento contrariato e di sfida, di palese insofferenza verso le prescrizioni dell'autorità giudiziaria e ostilità nei confronti delle forze dell'ordine. Quindi è stato arrestato e portato alla casa circondariale. Passiamo ora agli eventi teatrali. La grande comicità sul palco del Palacongressi con rumori fuori scena. L'opera ha brillato nel suo adattamento realizzato da Attilio Corsini grazie alla compagnia attori e tecnici. Il 22 gennaio, prossimo appuntamento con il Tenente Colombo. L'intervista. Michael Frayn in questo testo descrive i vizi e le virtù anche di quello che può essere una compagnia teatrale, in questo caso abbastanza scalcinata, e lo fa con affetto, lo fa con molta ironia e anche in fondo prendendo in giro, però sempre con amore, direi, il mondo del teatro e i suoi vizi, per cui sicuramente le dinamiche che accadono in questa compagnia, le relazioni tra attori che si sviluppano durante appunto dalla prova generale dello spettacolo alle varie repliche dei successivi atti, diciamo, le relazioni che si sviluppano tra gli attori sono spesso le dinamiche che accadono veramente in una compagnia teatrale, quindi diciamo che c'è molto di vero, però tutto trattato con molto affetto e molta ironia verso questo mondo, il teatro con i suoi splendori, le sue miserie, le sue grandezze, le sue fragilità. Quest'anno lo spettacolo è debuttato nel 1983 e quindi festeggiamo il 43esimo anno di repliche di Rumori fuori scena. Replicarlo è un record, in Italia è sicuramente un record insieme a pochissimi altri spettacoli e diciamo che i personaggi sono diventati praticamente quasi delle maschere, no? Come recitare Arlecchino, Pulcinella, per cui è proprio come entrare in una maschera. Ed è ogni volta che rifacciamo questo spettacolo è entrare in un meccanismo che nonostante gli anni, nonostante le centinaia e centinaia di repliche, è sempre un meccanismo talmente pazzesco, una costruzione teatrale talmente fantastica da un punto di vista drammaturgico che ogni volta recitarlo è sempre una gioia, è sempre divertente non solo per il pubblico che
ci segue appunto da tanti anni con questo Rumori fuori scena, ma anche per noi attori che lo facciamo in scena, cioè non ci stanchiamo mai di farlo. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo allo sport. Lo sport paralimpico siciliano 2026 riparte da Ravanusa, al via la stagione agonistica da domani 10 gennaio, il nostro servizio. Sarà Ravanusa ad aprire la stagione 2026 dell'attività sportiva paralimpica siciliana. Si svolgeranno nella città del Monte Saraceno sabato 10 gennaio su mandato della Federazione Italiana Sport, Disabilità Intellettiva e Relazionale, i campionati regionali di società di tennis da tavolo che di fatto daranno il via alla stagione sportiva 2026. Gli eventi organizzati dalla Prosport Ravanusa del presidente Giancarlo La Greca in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Manzoni di Ravanusa, con in testa la dirigente Marilena Giglia, il coordinatore Francesco Sortivo, il comitato regionale dell'ACSI Sicilia e il comune di Ravanusa. La manifestazione si svolgerà presso la nuova palestra scolastica del Plesso Vittorini. Sarà una giornata di vero sport con protagonisti una settantina di atleti paralimpici provenienti da tutta la Sicilia che si contenderanno il titolo regionale di società. Non abbiamo esitato a concedere la struttura, dice la dirigente scolastica Marilena Giglia. L'evento non rappresenta solo una competizione agonistica di alto livello, ma è una celebrazione della determinazione, della tecnica e della forza dello sport oltre ogni barriera. Sarà un'occasione unica per promuovere i valori dell'inclusione sociale attraverso lo sport. La scelta di Ravanusa per l'apertura della stagione sportiva non è un caso. La SD Pro Sport curerà tutta l'organizzazione dando ampie garanzie organizzative, ma l'assegnazione rappresenta un segnale tangibile al momento di sport paralimpico che nel giro di qualche anno ha fatto sì che la città agrigentina divenisse un punto di riferimento per centinaia di atleti grazie alle attività svolte presso il centro multiservizi di Ravanusa. La Castrum Favara perde la partita di recupero contro la squadra del Proenna, che non si era giocata per la fitta nebbia. 3-0, purtroppo il risultato. Positivo per la squadra locale, il nostro servizio. L'Enna ritrova un successo che mancava dallo scorso 9 novembre anche in quell'occasione, 3-0 al Paternò, e compie un bel balzo in avanti in ottica salvezza. Il successo sul Castrum Favara nel recupero della 17ª e ultima giornata di andata del girone I di Serie D, non disputatosi lo scorso 21 dicembre per nebbia, è stato netto perché arrivato al termine di una gara ben giocata dalla squadra di Francesco Passiatore, nonostante il terreno pesante del generale Gaeta, reso ancor più tale dalle abbondanti piogge cadute in questi giorni. Enna con i due Ciaunà dal primo minuto e rientrante Garcia sull'auto di destra dopo le 3 giornate di squalifica, ospiti senza Ferrante e Lomasto febbricitanti. Pronti via e ci prova subito Dadic dalla distanza, timido il tentativo del capitano ennese, più clamorosa l'occasione capitata poco dopo al Favaro con Guagliè che non sfrutta un errato disimpegno di Zerrillo calciando malamente verso la porta di L'Oliva. L'Enna si affida alla vivacità e brillantezza del giovane distratto che impegna in 2 tempi di Silvestro con una conclusione dalla distanza. Meno precise, poco dopo, le conclusioni di Diaz Garcia e Ciaunà, entrambe fuori dallo specchio della porta. Più precisa invece la conclusione dello stesso distratto al 25esimo dopo un'accelerazione di Dadic e uno scambio sullo stretto con Diaz che vale l'1-0 dell'Enna. Nulla può di Silvestro sulla potente conclusione del calciatore napoletano che poco dopo va a raccogliere l'abbraccio del tecnico Passiatore. Pregevole, come vedete dal replay, la conclusione del calciatore napoletano sulla quale Di Silvestro proprio non può nulla. Sulle ali dell'entusiasmo, 2 minuti dopo arriva il raddoppio.
Di Modugno ruba palla in mezzo al campo, serve Ciaunà che appena entrato in area viene a contatto con Zilà che lo stende. Rigore che lo stesso centroavanti ennese trasforma. Singolare l'esultanza del numero 11 di casa che spiazza Di Silvestro con un tocco preciso anche se non potente. Lenna potrebbe addirittura fare tris alla mezz'ora. Angolo di distratto, Dadic sbuca su tutti, ma il colpo di testa del capitano si spegne sul fondo. Lo stesso Dadic, poco dopo, subisce una ammonizione per aver allontanato la sfera, poi iniziano i primi cambi, soprattutto in casa Castrum Favara, con Terranova che getta nella mischia prima l'Imblici per Sorce, poi ad inizio ripresa il più vivace Piazza per Gueye. Ed è proprio quest'ultimo che in avvio di ripresa impegna l'Oliva, poi sul fronte opposto è ancora distratto che di destro impegna Di Silvestro. Ancora cambi da una parte e dall'altra, ci prova il favarese Meneses dalla distanza ma senza fortuna. Quindi standing ovation per distratto, al suo posto Lorenzo Bonfigli all'esordio stagionale. E al 26esimo, sull'asse dei gemelli Ciaunà, Lenna chiude l'incontro. Franchi serve Frank sul filo del fuorigioco e quest'ultimo salta il portiere e deposita la palla in rete. È il gol che chiude di fatto la partita, poi ultima girandola di sostituzioni da una parte e dall'altra e standing ovation anche per Ciaunà. Nel finale ci prova Demin su punizione, traiettoria alta sopra la traversa e ancora Piazza che di testa impegna l'Oliva in tuffo. È l'ultima emozione di una gara che Lenna vince meritatamente, scavalcando in classifica proprio il Castrum Favara, raggiungendo così a 19 punti la San Cataldese e la Vigor Lamezia. Vediamo adesso un servizio sul presepe vivente ad Acquedolci. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. E anche quest'anno prendi parte al presepe vivente di Acquedolci? Sì, senz'altro, una bella esperienza, è una passione sempre da portare avanti e mi piace moltissimo. Tu sei fabbro nella vita e quindi anche oggi in questo presepe stai svolgendo semplicemente quello che fai tutti i giorni. Sempre la solita vita, sempre, sì. Tu hai imparato da piccolo questo mestiere? Mio padre mi ha portato questo mestiere, lo porta avanti, sono molto fiero per quello che faccio. Ma a che età sei entrato nella forgia? Alla forgia sono entrato all'età di 16 anni così, mangiavo, facevo la scuola, pomeriggio mollavo la scuola e andavo a lavorare con mio padre sotto, la casa abita sotto e scendevo sotto a lavorare. Una volta si iniziava da piccoli a imparare il mestiere? Sì, mio padre mi parlava che faceva il suo mestiere già a 8-9 anni, già cominciava a fare questo mestiere. Oggi invece non è più così? No, è molto diverso, è difficile che trovo pure un apprendista a fare questo tipo di mestiere. C'è un ricambio generazionale? Sì, c'è molta differenza fra i ragazzi di oggi e i ragazzi di una volta ed è difficile trovare pure un operaio che vuole intraprendere questo mestiere. Una volta i ragazzi quando finiva la scuola, durante la pausa estiva andavano a imparare un mestiere, oggi è ancora così? No, non proprio così.
anzi una volta i genitori li portavano a fare il mestiere, andava a parlare con il calzolaio, il fabbro, per favore prendete mio figlio a imparare questo mestiere, cose, e stavano a lavorare. Oggi vediamo che hai portato alcuni attrezzi, quelli di una volta che poi in parte sono anche quelli di oggi. Sì, l'incudine, che questa è molto antica, un'incudine, il martello, quella è una fornace che è moderna, al gas, prima si usava il mantice, e ora questo per essere moderno, per i fumi, per i gas di scarico e cose, qua si usa questo moderno. Tra poco vedremo lavorare il ferro? Sì, ora provo a fare una S forgiata a caldo e la lavoro. Ci vuole pazienza, ci vuole abilità, cosa serve? Ci vuole un po' di esperienza e poi un po' di fantasia. Tu sei giovanissimo, quindi sei soddisfatto di aver scelto questa strada? Sì, sono soddisfattissimo. Sono molto contento di intraprendere questo mestiere, oltre che pure tramandato da mio padre. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268, il digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.